Mi è stato chiesto di condividere con voi per 6 giorni una riflessione di circa 1 minuto. Ci sono al mondo soltanto poche parole capaci di dire in 1 minuto quanto basta per riempire una giornata e una vita intera. Quelle uscite dalla bocca di Gesù. Ve ne proporrò una alla volta, pregandovi di masticarla tutto il giorno come per una specie di chewing gum dell'anima. Andiamo subito alla parola da masticare oggi. È la parola che Gesù rivolse ai 2 discepoli del Battista che gli erano andati dietro. Che cercate? Ricordate il seguito, quelli risposero: Maestro, dove abiti? E lui: venite e vedete. Ma in questo momento ci interessa solo la domanda di Gesù. Che cercate? Ti sei mai posto, fratello o sorella, in ascolto la domanda: che cerco io nella vita? Se non trovi subito la risposta, te la suggerisco io. Tu cerchi quello che cercano tutti, la felicità. Prima di Freud lo aveva capito Sant'Agostino. Tutti, diceva, vogliamo essere felici. Ma a differenza di Freud, Sant'Agostino dava anche la ragione di questa pulsione universale. Tu ci hai fatti per te, dice rivolto a Dio, e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Esaminati, fratello o sorella, e vedi se non sta proprio qui la spiegazione di tante tue tristezze e inquietudini. Cioè nell'aver cercato acqua in cisterne screpolate, anziché nella fonte di acqua viva che è Dio.